buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Cuffaro si dimette da segretario della DC, decisione irrevocabile dopo lo scandalo sui presunti appalti truccati in Sicilia. Intanto ha respinto ogni accusa Stefano Palminteri, tenente colonnello dei Carabinieri, coinvolto nell'inchiesta che sta scuotendo la politica. A Capizzi in 1000 alla fiaccolata in memoria di Peppe, il sedicenne ucciso per uno scambio di persona. Da sindaco e parroco nuovi appelli perché nella città si possa circolare senza rischi. A Palermo sono gli stessi giovani che danno vita a un comitato contro la violenza e per la sicurezza nelle strade della Movida. Lotta al traffico di droga, a Siracusa arrestati 3 spacciatori garantivano promozioni e sconti ai clienti più fedeli. A Petralia Sottana nel Palermitano 26 denunce. Catania 50 milioni di euro per strade e infrastrutture nella zona industriale, cantieri aperti tra meno di un mese. Tante le criticità però da affrontare, su tutte la messa in sicurezza del ponte sull'8ª strada. Agrigento l'erosione costiera avanza e la pista ciclabile di San Leone rischia di sprofondare. Per il calcio il Catania Caturano pronto a giocare dal primo minuto con l'Altamura, occasione ghiotta per andare in testa per una notte. Sempre in Serie C il Trapani vince ancora e contro il Picerno centra la 3ª vittoria consecutiva. Il Siracusa invece è a caccia di punti domani al De Simone dopo 10 sconfitte in 12 giornate. Bentrovati. Dopo l'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in Sicilia, Cuffaro si dimette da segretario nazionale della DC. L'ex presidente della regione siciliana lascia, ma le opposizioni continuano ad attaccare. Intanto il colonnello indagato smentisce di aver rivelato a Cuffaro notizie sull'inchiesta. Il punto da Orazio Longo. L'ex presidente della regione Toto Cuffaro si è dimesso dalla carica di segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Dimissioni irrevocabili le ha definite, conseguenza dell'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in Sicilia con la richiesta di 18 misure cautelari all'indirizzo tra gli altri dell'ex governatore e dell'ex ministro e attualmente parlamentare Romano, che sul suo profilo social controbatte alle accuse definendole storia di un orrore giudiziario. Ma le dimissioni di Cuffaro poco influiscono sul giudizio che i partiti di opposizione stanno esprimendo nei confronti dell'intero sistema politico. Parlano di una crisi etica e morale senza precedenti. I 5 Stelle chiedono a Schifani di farsi da parte. Il segretario del PD Schlein parla di una Sicilia tenuta in ostaggio dal centrodestra, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha organizzato un presidio davanti Palazzo d'Orléans per chiedere le dimissioni di Schifani. Dal canto suo, la presidenza della regione fa sapere di seguire con doveroso riservo, ma con rigorosa attenzione la vicenda. Nel centrodestra non mancano però le frizioni. Il deputato ex Fratelli d'Italia Manlio Messina alla trasmissione Il Punto su Telecolor si chiede perché mai a pagare non sia l'assessore regionale anziché il direttore generale. Se Renato Schifani vuole dare un segnale, dice Messina, rimuova l'assessore che ha fatto circolare il bando e rilancia il guanto di sfida al governatore per le prossime regionali. La mia candidatura sarà certamente in campo se il candidato dovesse essere Schifani, ma se il centrodestra trova l'unanimità su un altro candidato, ben venga, io sarò felice. Magari se questo candidato fosse Nello Musumeci, il grande ritorno, ne sarebbe felicissimo. Uomo 6, è lei, no? Ah, buh. Ancora è un mistero che io non ho mai risolto. Se qualcuno me lo dice io le posso rispondere. Sì. Intanto ha respinto ogni accusa Stefano Palminteri, tenente colonnello dei Carabinieri, coinvolto nell'inchiesta sui presunti appalti truccati. Capizzi non dimentica Peppe, ucciso per uno scambio di persona a 16 anni. Ieri sera nel piccolo paese dei Nebrodi, in 1000 a una fiaccolata in sua memoria contro la violenza. Dal sindaco e dal parroco arrivano nuovi appelli per la sicurezza. Francesco Triolo. 1 migliaio di persone, centinaia di fiaccole accese, strette tra le mani di giovani, famiglie, amici, cittadini comuni. Capizzi non dimentica Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso per errore sabato scorso in piazza, e ieri sera erano in tantissimi anche da altri centri della zona alla fiaccolata che si è snodata per le vie del piccolo paese dei Nebrodi per ricordare Peppe. Il corteo ha transitato anche da via Roma, proprio di fronte al bar dove il giovane è stato raggiunto dal colpo di pistola. Le parole di Don Antonio Cipriano. Speranza,
fa che la luce di queste fiaccole non si spenga in questa notte, ma continui a brillare nei nostri cuori come impegno di amore e di memoria. Un dolore di tutti, condiviso con i genitori, il fratello Emanuele, gli amici, i compagni di scuola, cartelli e ricordi di Peppe, nessuna pietà per chi ha spento la sua luce, giustizia per Giuseppe, recitavano alcuni. Il fiume silenzioso attraversa il paese fino al santuario di San Giacomo, dove il sindaco di Capizzi ha lanciato un nuovo appello affinché venga garantita più sicurezza ai cittadini. Dobbiamo evitare, dobbiamo reagire con forza e quando capiamo che qualcosa non va, dobbiamo aprirci e parlare con chi non doveva. La foto di Giuseppe tra le mani della madre, in prima fila, dietro un paese, una chiesa gremita per piangere ancora una volta, ma anche per testimoniare che Peppe non sarà dimenticato. E a Palermo sono gli stessi giovani che si fanno promotori di legalità e sicurezza per salvare la città dalla violenza. Il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari, lancia le sue proposte al sindaco Lagalla. Ecco uno degli organizzatori, lo sentiamo al microfono di Emanuela Corsi. Io sono Fabrizio Landolina, un giovane palermitano come tanti, e sono stanco di uscire a Palermo con la paura. Ora basta, è il momento di dirlo! I giovani non solo eroi negativi al centro di fatti di cronaca nere della Malamovida, ma protagonisti di una rivoluzione culturale e sociale. Giovani che si fanno promotori di legalità, di città più sicure, solidali e accoglienti, facendosi carico di proposte e idee per vivere meglio il territorio. Per questo nasce il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari con l'obiettivo di salvare la città dalla violenza ed evitare la fuga di altri giovani. Ieri una delegazione ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per illustrare una serie di proposte concrete volte a migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della vivibilità e dei servizi pubblici. Le nostre proposte che chiedono allo Stato, alle istituzioni, che si intervenga con forza e che si interviene in una maniera socioculturale, quindi ringrazio che ci ha affidato il palchetto della musica, dove lì appunto creiamo delle iniziative socioculturali. Tra le proposte del sindaco l'invito ai giovani a lavorare assieme alla creazione di un progetto sperimentale denominato Angeli della Notte, che prevede la costituzione di cooperative giovanili impegnate in attività di presidio e segnalazione per la sicurezza urbana anche tramite l'utilizzo di un'app. Sul fronte della sicurezza, intanto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al bilancio consolidato, si sblocca l'assunzione di nuovi vigili urbani. In tutto sono 100 gli agenti previsti per il comune di Palermo. A Siracusa adesso vendevano la droga riservando promozioni e sconti ai clienti. La polizia ha smantellato un fortino di spaccio in via Santiamato, 3 arresti. Nel Palermitano invece 26 denunce per una operazione partita nel 2019. Sentiamo Aloy. Avevano pensato a tutto, dalla consegna a domicilio alle offerte del Black Friday, prendi 3, paghi 2. Gli spacciatori di via Santiamato a Siracusa ce la mettevano tutta per invogliare all'acquisto di droga, un'attività a cui però la squadra mobile ha messo fine. Sono 3 gli uomini arrestati, di 21, 24 e 37 anni, tutti colti in flagranza mentre stavano per vendere le dosi, 190 quelle sequestrate tra cocaina e crack e 10 di hashish, tutte già preconfezionate. I poliziotti hanno trovato anche una pistola a gas, una balestra e più di 1.000 euro. Ma la droga non ha confini, lo spaccio arriva anche nei piccoli centri, come nelle Madonie. In 26 a Petralia Sottana, nel Palermitano, devono rispondere a vario titolo di detenzione, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, era partita nel 2019, quando un extracomunitario fu trovato con alcune dosi di eroina, nascoste in un sacchetto di semolino.
Ancora un attacco ad un agente della polizia penitenziaria, lo denuncia il SAP. Un detenuto extracomunitario all'uscita della cella si è scagliato contro uno dei poliziotti di servizio, è successo a Gela, con inaudita violenza, e lo ha ferito alla testa, gli ha rotto anche una vertebra. Lo denuncia appunto Calogero Lillo Navarra, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, che parla di un grave atto di violenza nella casa circondariale di Enna, perdonatemi, non Gela. Andiamo adesso a Catania. È stato un colpo di calore a causare la morte di Alfio Torrisi, l'operaio gerrese deceduto 2 anni fa dopo ore di lavoro sotto il sole su una nave da crociera alle Bahamas. A stabilirlo la perizia medico-legale chiesta dalla famiglia, come ci racconta Giusy Lazzara. Non si è mai arresa in questi 2 anni Giusy Cundari, la moglie di Alfio Torrisi, l'operaio di Giarre nel Catanese, morto mentre era al lavoro sulla nave da crociera alle Bahamas. Lunghe ore sotto il sole, impegnato come falegname, gli sono state fatali. Lo ha confermato l'ultima consulenza medico-legale, che parla di un colpo di calore che provocò un'embolia polmonare e un infarto multiorgano. Ma al dramma si aggiunse anche la macabra scoperta quando la salma era rientrata a casa, svuotata dagli organi e riempita di segatura. Lo aveva scoperto il medico legale, da qui la denuncia alla procura dei familiari e l'avvio dell'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo del titolare della ditta per la quale lavorava Torrisi e del comandante della nave. Turni di lavoro massacranti, anche di 14-16 ore, denuncia il legale della famiglia. Arriva alle Bahamas, si mette subito al lavoro, sotto il sole cocente, con un indice di umidità altissimo, praticamente schiatta, se l'imprenditore va lì per guadagnare qualcosa, i suoi operai perdono la vita. Questo è inammissibile. I familiari continueranno a chiedere giustizia per accertare le responsabilità di questa ennesima morte sul lavoro. Dopo la tempesta di ieri, con la bomba d'acqua che ha colpito Catania e soprattutto Siracusa, è tornato il sole sulla Sicilia. Catania si è svegliata con la neve sulla cima dell'Etna, lo vediamo in queste immagini della mattina, ma sta per arrivare un nuovo vortice sulla Sicilia. Gli esperti prevedono una domenica di pioggia con allerta gialla diramata dalla Protezione Civile appunto per domani. 50 milioni di euro in arrivo per la zona industriale di Catania e cantieri aperti tra meno di un mese. Sono tante però ancora le criticità da affrontare, su tutti la messa in sicurezza del ponte sull'Ottava Strada, come ci racconta Tonino De Mana. Appalti per 50 milioni di euro e primi cantieri tra meno di un mese. È il momento della svolta per la zona industriale di Catania, che dopo decenni di immobilismo è destinataria di massicci investimenti per migliorare sicurezza stradale e decoro urbano. Non sarà abbattuto, ma sarà oggetto di un intervento di manutenzione il ponte sull'Ottava Strada, che versa in condizioni a dir poco disastrose, con infiltrazioni d'acqua, lo vedete, che stanno mettendo a rischio la stabilità della struttura. Il famigerato ponte dell'Ottava Strada sarà anch'esso oggetto di intervento, probabilmente un intervento di consolidamento, non di abbattimento per come noi in passato abbiamo chiesto, ma è qualcosa, perché comunque sia già consolidarlo, ristrutturarlo vuol dire renderlo più agibile, renderlo sicuro, e ovviamente non si avrà più paura nel percorrerlo e attraversarlo. Centinaia le imprese che assicurano migliaia di posti di lavoro, mezzi grandi e piccoli che si spostano in una zona disastrata, in molti tratti al buio e spesso trasformata in enormi acquitrini dove è impossibile persino transitare. Investimenti strategici per restituire dignità e funzionalità in un'area che accoglie il cuore produttivo di Catania. Questo permetterà chiaramente alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che frequentano l'area industriale di poter andare finalmente presso la loro sede lavorativa in sicurezza. Questi finanziamenti sono importanti perché rendono appetibile la zona industriale. E ovviamente questo porterebbe anche sviluppo, occupazione, che per la città etnea sarebbe un toccasana. Sappiamo che la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è a livelli in percentuale altissimi, quindi nuovi insediamenti sicuramente sarebbero ossigeno per la città etnea. L'intervento è il risultato di una programmazione condivisa tra Governo nazionale, Regione Siciliana e Comune di Catania. La consegna dei lavori è prevista entro il 2027. Ad Agrigento il mare ha nuovamente colpito il viale delle Dune a San Leone. La pista ciclabile rischia di crollare sotto la spinta delle onde. L'erosione costiera avanza e Mare Amico chiede interventi urgenti per difendere la costa agrigentina, come ci racconta Davide Sardo. Il mare è tornato a colpire.
Le onde hanno nuovamente aggredito la pista ciclabile del Viale delle Dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Una scena che si ripete, puntuale a ogni mareggiata, con l'erosione costiera che continua a divorare pezzi di litorale. Questa volta però la situazione appare ancora più preoccupante. I danni si sono verificati prima dell'arrivo dell'inverno, quando il mare diventa ancora più impetuoso. La forza delle onde ha scavato sotto la pista, minando la stabilità del manto e rendendo pericoloso il transito pedonale e ciclabile. Mare Amico, che da anni denuncia il degrado del Viale delle Dune, lancia l'ennesimo allarme. Servono interventi urgenti e concreti per difendere la costa agrigentina. Il progetto di protezione promesso da Regione, Comune e Genio Civile deve diventare realtà prima che sia troppo tardi, perché il mare non aspetta e ogni giorno che passa cancella un altro pezzo del nostro territorio. Con forbici, pettine e passione porta sul podio la professionalità e l'amore al tempo stesso per gli animali. Il tolettatore modicano Alessandro Celeste conquista il terzo posto del podio in un campionato che si è svolto a Roma, una delle gare internazionali più importanti del settore, come ci racconta Veronica Barbarino. L'eccellenza della toelettatura professionale siciliana si afferma a livello nazionale. Il toelettatore modicano Alessandro Celeste conquista il podio al Romeo Grooming 2025 a colpi di forbici e stripping. La competizione, tra le più importanti gare internazionali di toelettatura a scopo benefico, ha visto la partecipazione per la categoria stripping libera di 14 professionisti provenienti da tutta Italia e Alessandro, con il suo lavoro di precisione sullo schnauzer gigante Ethan, ha ottenuto il prestigioso terzo posto. Lo stripping è una tecnica che viene utilizzata su alcune tipologie di cani che presentano il pelo duro. Ad esempio Jack Russell, bassotto tedesco a pelo duro, Schnauzer, e presentano un mantello che ha la necessità di essere rinnovato. Ormai è una tecnica poco diffusa perché richiede anni di pratica, richiede una profonda conoscenza del mantello, delle linee e della tecnica. Una disciplina quindi che richiede la massima esperienza e bravura. Dietro questo successo infatti anni di esperienza, tanta passione e un pensiero chiaro. La vera bellezza nasce dal rispetto e dal benessere dell'animale, perché un cane felice è il miglior premio di tutti. Una pausa adesso, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il calcio, il Palermo ha subito una sconfitta pesante al Menti di Castellammare. La Juve Stabia ha battuto il rosanero per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Cacciamani. Prestazione molto deludente per la squadra di Inzaghi alla terza sconfitta nelle ultime 4 gare. Il Catania invece gioca domani in casa con l'Altamura al Massimino. Consueta importante cornice di pubblico, Caturano pronto a scendere in campo dal primo minuto. Verrà presto il suo momento, dice Toscano Marco Carli. Dopo l'ottobre della rinnovata convinzione con risultati importanti e la vetta della classifica sfumata per pochissimo, il Catania vuole incominciare bene il novembre che nei piani di Toscano deve essere di consolidamento. Se dovesse andare al meglio con l'Altamura c'è anche la prospettiva di piazzarsi in testa per una notte. A proposito, l'avversario, dice Toscano, va preso con le molle. È una squadra che ha dei principi ben definiti e per questo questa settimana abbiamo dedicato più tempo alle sedute video, perché hanno dei principi ben definiti e tanti che devi riconoscere durante la partita. A centrocampo potrebbe essere riconfermata la coppia Quaini di Tacchio con Corbari in ballottaggio con il primo e Jimenez come alternativa anche in mediana. In difesa c'è Pieraccini, Caturano pronto per scendere in campo dal primo minuto. Sasà sta lavorando bene, anche a Caserta è entrato, ha determinato nel gol, ha lavorato come doveva fare, ha dato il cambio dopo uno spezzone di partita importante a Francesco Forte che fa un lavoro straordinario. Arriverà il momento di Caturano, arriverà
presto. Telecolor seguirà la partita con diretta stadio, collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Alla fine del match le interviste ai protagonisti. Le porte dello stadio saranno aperte alle 12. La società rossa-azzurra, come è successo negli ultimi match casalinghi, ha consigliato ai sostenitori di andare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della partita. E con una doppietta il Trapani centra la terza vittoria di fila dopo che il Picerno si era portato in vantaggio al sesto del primo tempo. Cammarasana. Il solito Manuel Fischnaller regala al Trapani una vittoria, la terza di fila, dopo che il Picerno per buona parte della gara aveva accarezzato il sogno di conquistare la prima vittoria da quando in panchina si è seduto Valerio Bertotto. Dopo appena 6 minuti, infatti, una indecisione tra Negro e Galeotti ha consentito al portoghese Abreu Santos di portare la sua squadra in vantaggio. Da quel momento Picerno ha arroccato dietro e Trapani in avanti, più volte pericoloso con Grandolfo. Il Picerno però in contropiede ha sfiorato il raddoppio con Di Brille al 44esimo e Abreu al 48esimo. Bravo Galeotti in entrambe le occasioni. Nella ripresa al sesto il Trapani potrebbe pareggiare con Di Noia, ma Marcone, ex di turno, devia in angolo. Il pari giunge al 35esimo. Frison strattona Grandolfo in aria e l'arbitro decreta il rigore che Fischnaller trasforma con freddezza. Al 45esimo lo stesso Fischnaller manca il raddoppio su un cross di Canotto, ma è preciso nei minuti di recupero a trasformare in gol vittoria un cross di Ciotti. Il Siracusa invece riceve domani al De Simone il Latina, come ci racconta Sergio Colosi. Siracusa Latina in programma domenica pomeriggio al De Simone, si gioca nel segno di Marco Turati. La sua panchina è a rischio, 10 sconfitte in 12 giornate sono troppe per non pensare ad un cambio tecnico e la fiducia a termine del presidente Ricci sembra al capolinea. Turati conferma il 4-2-3-1, 2 dubbi in difesa Bonacchio-Sciapola, sulla tre quarti Gudelevicius-Frisenna. Il Latina con 14 punti nell'ultimo turno di campionato ha fermato la corsa della capolista salernitana. Al De Simone probabile contestazione di una parte della tifoseria e aria pesante dopo il KO nello spareggio salvezza contro il Giuliano. Agli azzurri servono 3 punti per rimanere agganciati al treno del penultimo posto, oggi distante 4 lunghezze. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio, prima di chiudere ancora una notizia perché un ciclista di 45 anni di origine polacca è morto dopo essere stato travolto da una autovettura a Floridia nel Siracusano. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, l'uomo stava facendo una passeggiata quando è stato tamponato dalla vettura lungo un tratto di strada poco illuminato. Per il 45enne non c'è stato nulla da fare, la procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Con questa notizia noi ci fermiamo, il TG finisce qui. Da parte mia e dei tecnici dello studio un ringraziamento e un buon proseguimento di serata. Arrivederci.